Onorevole Giancarlo Granata, parliamo di questa sua adesione alla Lega. Come mai? Ma è un'adesione che deriva dalla consapevolezza di un nuovo corso che la Lega ha avviato nel territorio in Sicilia, una Lega che vuole difendere assolutamente le prerogative della Sicilia, dei siciliani e anche del territorio, insieme anche alla consapevolezza che il leader Matteo Salvini ha dato un'impronta assolutamente di difesa di quelli che sono gli interessi delle categorie produttive, gli interessi appunto del territorio. Quindi ho notato che vi è una svolta che significa anche un ingresso di diversi soggetti politici che appartengono anche a un'area moderata. Questo ovviamente non toglie l'apprezzamento per chi sin dal primo momento ovviamente ha creduto alle battaglie di Matteo Salvini, della Lega, che voglio ribadire ormai rappresenta un partito di caratura nazionale che deve essere assolutamente radicato nel territorio siciliano e della provincia di Agrigento. Insieme a lei sono anche altre adesioni importanti del nostro territorio, una Lega che recentemente viene definita di lotta e di governo. E infatti con il governo Draghi si è visto una condivisione per questa necessità dettata dalla emergenza che si sta vivendo a causa della pandemia, una condivisione di un governo di necessità attorno ovviamente al presidente Draghi, nel quale la Lega di Salvini aderisce, e quindi questo dimostra anzi l'assunzione di responsabilità da parte di soggetti importanti come Giorgetti e come altri ministri, leader appunto esponenti della Lega, chiaramente con un taglio sempre di vicinanza alle problematiche della gente. A me piace il modo come Salvini affronta i problemi, perché davvero si immedesima in quelle che sono le problematiche delle categorie produttive o delle imprese o di tutti coloro che in questo momento stanno subendo le conseguenze della pandemia. Quindi da un lato il governo, dall'altro lato la consapevolezza dei forti problemi a difesa degli interessi degli italiani. Quindi quelle che sono le battaglie della Lega che vanno nella direzione della difesa dei confini, contro l'immigrazione clandestina, per la difesa di quelli che sono i valori della tradizione cattolica, sono sempre assolutamente il faro dell'azione politica della Lega. Gli ingressi che ci sono stati assieme a me, quello di Carmelo Pace e dell'onorevole Gianfrone, il quale che ringrazio ed è il rappresentante provinciale, dimostra come anche in provincia di Agrigento c'è tanta voglia di crescere. Un ringraziamento lo devo anche non solo a chi c'è stato prima, ma fra tutti mi piace evidenziare l'onorevole Annalisa Tardino, il nostro parlamentare europeo dedicata agrigentina, la quale si sta impegnando proprio per l'affermazione e la crescita del movimento in provincia di Agrigento, sta facendo un lavoro egregio. Quindi sono veramente felice e devo dire che attorno a questo progetto registro grande entusiasmo da parte di tanti amici, di tanti cittadini della provincia di Agrigento. Oggi la Lega ha cambiato corso, è la Lega del territorio, è la Lega Sicilia, che è rappresentata a livello regionale dall'onorevole Minardo, un'altra figura importante, un moderato, il quale sta facendo un buon lavoro su tutto il territorio.